Buonasera a tutti quanti aí de Brasília, boa noite brasileiros que estão aqui olhando pela Live TV, a TV do futuro. É só você acessar no www.livretv.com. Estou qua com o ballerino, o dançarino Vincenzo. Lui vai dire a sua experiência, que já dá 6 anni che lavora con questa professione. Buonasera Vincenzo. Que tu pode dizer sobre a tua profissão, que tu já has fatto e qual è la compagnia che tu já partecipato? La mia ultima esperienza all'estero l'ho fatta presso l'Opera Nazionale di Bucarest e sono stato lì 2 anni e mezzo, un'esperienza che mi ha formato tantissimo, mi è servita tantissimo. Si lavora duramente, si lavora tanto, però è un lavoro che dà tanta soddisfazione. Ovviamente richiede tanto sacrificio, sono tanti anni che sto facendo questo lavoro, ma prima di iniziare a lavorare sono stato ovviamente un allievo ed è sempre stato ovviamente, ha sempre richiesto molto sacrificio. È un'arte che si fa veramente con passione perché richiede veramente tanta disciplina. Dopo la mia formazione legata alla tradizione russa ho lavorato in contatto sempre con l'est dell'Europa, quindi con compagnie del Balletto Nazionale della Macedonia, il Balletto Nazionale della Moldavia, poi quello di Bucarest. Ultimamente al rientro in Italia ho lavorato anche con il balletto ucraino, ho fatto delle esperienze qui in Italia con loro. Il tutto è stato davvero formativo, duro ma bello, un bel lavoro. Io adesso farò la traduzione del portoghese. O que lui ha detto è che da 2 anni ha partecipato di un gruppo, una companhia na Rússia, que realmente trabalha para realmente chegar a ser um grande profissional, reconhecido. Se trabalha muito e não é fácil porque você tem que colocar paixão no que você faz e a disciplina. Ele que já trabalha aqui já no leste da Europa, viaja a todos os países europeus, participando sempre, e hoje está aqui prestigiando esse concurso, que é o concurso que acontece na Richmond, que é uma casa noturna daqui de Milão. E voglio solo ringraziare la tua partecipazione, se tu vuoi stai guardando il livretv.com, lì siamo con i nostri inizi online, va bene? Vincenzo, grazie mille, una buona serata. E che tu hai visto, che tu pensi sobre questo concorso, questo evento che è successo oggi? È un bellissimo evento, una bellissima opportunità per queste ragazze di farsi conoscere, farsi strada nel mondo della moda ed è forse un primo passo verso la realizzazione del loro sogno. Ele falou que é muito importante essa noite que aconteceu aqui para as pessoas que estão participando, será um passo importante na vida de cada um deles. E é isso aí, então ficamos por aqui, muito obrigado, grazie.